Piazza della Libertà è dei cittadini, c'è chi sta andando oltre, parla a Ring il prefetto di Trieste Giuseppe Petronzi dopo gli episodi di violenza e il caso dei bambini di una scuola di Marostica portati in gita in mezzo ai migranti. Questi politici hanno paura del potere educativo, così il presidente di ICS Schiavone sul caso della gita degli alunni della classe elementare di Marostica, attesa l'ispezione del Ministero. Sabrina Morena del PD e Michela Novel di Adesso Trieste sono soci di ICS perché non l'hanno detto, si rischia il conflitto di interessi politico, così Giacomelli di Fratelli d'Italia a Ring. Aumentare gli alloggi a prezzi calmierati in Friuli Venezia Giulia per aiutare le persone in difficoltà ma che non riescono ad accedere alle graduatorie ATER è uno dei punti principali del piano per la casa. Nova parola all'Italia, partita da 2 giorni, promossa dal Movimento 5 Stelle, dedicata ai cittadini per conoscere le esigenze dei territori in vista delle elezioni politiche. Il Principe d'Egitto, il musical tratto dal film di animazione Disney, inizia da Trieste il proprio percorso nel nostro paese e passa all'esame degli spettatori triestini. E si è tenuta a Gorizia la giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini nel 50° anniversario del terremoto del Friuli. Buonasera e ben trovati a un nuovo appuntamento con il telegiornale di Tele4. Lo avete visto e sentito dai titoli, il punto della situazione di Piazza della Libertà tra la gestione ovviamente degli episodi di violenza ma anche dell'episodio della gita scolastica di questa classe elementare di Marostica a contatto con i migranti di Piazza della Libertà. Il punto fatto con il prefetto di Trieste Giuseppe Petronzi da ieri sera a Ring. Dopo aver diciamo così, spiegato la rotta balcanica, sono venuti in piazza a far vedere ai ragazzini quello che era la situazione a Trieste. Ci sono tanti strumenti per conoscere la rotta balcanica, insomma, ecco, sicuramente se hanno deciso di andare in piazza, hanno ritenuto di fare in quella maniera la loro azione, non sta a me dire se è una cosa positiva o negativa. Io credo che il dibattito sia stato sollevato invece da questo che c'è intorno, dai fenomeni di carattere criminale che sono maturati in quel posto, e a questo punto c'è da chiedersi qual è il collegamento tra quelle presenze che sappiamo tutti che sono particolarmente numerose e che ci sono anche un po' a prescindere dalla distribuzione del pasto in quel posto, perché poi ci tengo anche sia come posto ma anche come durata. Per questo dico, ma nessuno si permetterebbe di mettere becco su un'azione di solidarietà, e che credo che si stia andando oltre. Se dei professori e degli insegnanti di una scuola di Marostica, città bellissima peraltro, nella cui provincia ho fatto anche il questore a Vicenza, hanno ritenuto di fare questa azione, non penso che sia quello il tema diventa sicuramente cosa altro succede in quella piazza. Conoscere la rotta balcanica attraverso il buco della serratura di Piazza della Libertà può essere interessante, ma non penso che sia esaustivo. Come dire, dietro anche a questa presenza eccetera ci sono però fenomeni diciamo di criminalità, microcriminalità segnalati anche dalla polizia di spaccio e non solo, no? Che poi si agganciano a quel tipo di zona che viene tra virgolette in qualche modo controllata da chi ci dorme o provano a controllare. Beh, categoricamente sì, Stabile, nel senso che nel momento in cui, come è emerso dalle cronache, nel giro di un mese ci sono un paio di coltellate, sono stati portati dei bambini nei posti dove ci sono state delle coltellate, quindi decisamente sì. Può essere un posto dove si vede una porzione del fenomeno della rotta balcanica, ma è anche un posto dove avvengono determinati fatti, e quindi sarebbe bello che i bambini ci possano andare sempre in quel posto. Ritengo che la richiesta dei cittadini debba essere soddisfatta, e in questa direzione noi ci stiamo muovendo nel momento in cui io le dico che i servizi diventeranno più penetranti, rispettando sicuramente la lodevole azione di solidarietà che intendono fare le associazioni, ma assolutamente la destinazione d'uso di quella piazza e la fruibilità da parte dei cittadini in sicurezza e, mi permetto di dire, anche di decoro.
Questi politici hanno paura del potere educativo, così il presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà Schiavone sul caso della gita degli alunni di Marostica fra i migranti a Trieste. Attesa l'ispezione del Ministero e spunta anche un nuovo video dell'onorevole Cisinta, europarlamentare della Lega. Vediamo. Va fatto un plauso a questo sistema educativo che cerca di insegnare per l'appunto ai ragazzi e anche ai bambini qual è la realtà e cerca di farli immedesimare, no? nelle persone più fragili. È un sistema educativo che è stato attaccato con inaudita violenza. Questa non è una polemica, è una forma di intimidazione sostanzialmente da parte di chi invece ha potere, esercita potere e cerca per l'appunto di impedire l'esercizio della libertà didattica che è tutelata dall'articolo 33 della Costituzione. Anche Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, è intervenuto in merito alla polemica scoppiata dopo la visita di una classe quinta della scuola elementare Arpalice Cuman Pertile di Marostica in Piazza della Libertà a Trieste. I bambini avevano distribuito i pasti ai migranti, raccontando l'iniziativa della scuola volta a simulare e conoscere le difficoltà del viaggio dei profughi attraverso la rotta balcanica. Il tutto filmato con il telefonino da Lorena Fornasir, presidente dell'associazione Linea d'Ombra, che aveva poi postato sui social l'esperienza dei bambini. Alcune ore dopo il video era stato rimosso. Fornasir, contattata telefonicamente dalla nostra emittente, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Ma la polemica intanto prosegue. Al centro il fatto che la piazza sia teatro di episodi gravi, quali rapine, risse e accoltellamenti. Ieri i parlamentari di centrodestra si erano mossi subito, depositando un'interrogazione al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Attesa per la prossima settimana un'ispezione del ministero alla scuola di Marostica per far luce sull'episodio. Sono politici che hanno paura della libertà educativa, sono politici che guardano a modelli di società autoritaria, come in tutte le società autoritarie il potere controlla l'informazione e controlla l'educazione, si pensi al fascismo italiano, ma a qualunque sistema autoritario. Evidentemente ci sono molte nostalgie per questo tipo di realtà. Dall'altro lato, l'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint è tornata all'attacco. Ancora una volta la sinistra dalla parte sbagliata della storia, in questo caso la scuola, le maestre, hanno trattato i bambini come migranti irregolari. È inaccettabile che vengano bendati per spiegare loro che i migranti irregolari sulla rotta balcanica scappano dalla polizia. È un messaggio sbagliatissimo, gravissimo e inaccettabile, come gravissimo e inaccettabile che quei bambini piccoli siano stati per coinvolgerli in un orientamento politico che non devono subire a quell'età, siano stati portati in una piazza, che la Piazza Libertà, che più volte è stata teatro anche di episodi molto gravi. Non più tardi di una settimana fa un accoltellamento. Noi lavoriamo indipendentemente da chi vuole generare polemica, a prescindere. Così il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Fedriga, risponde alle critiche avanzate in questi giorni da ICS sull'approccio al tema dell'immigrazione. Noi continuiamo a lavorare con serietà per dare risposta alle nostre comunità. Dispiace che certe associazioni o cooperative che dovrebbero fare il loro mestiere in realtà fanno ben altro, ampliano la loro sfera di intervento e tante volte mi domando se chi accoglie e vuole far entrare chiunque nel nostro territorio non stia all'interno di un palese conflitto di interesse. Però noi continuiamo a lavorare indipendentemente da chi vuole fare polemica a prescindere per magari accogliere qualche numero in più, perché purtroppo qualcuno tratta anche chi entra regolarmente e secondo lui da difendere però come un numero. E dalla redazione di Bassano in provincia di Vicenza abbiamo sentito i pareri dei cittadini sulla questione. Sicuramente ci sarà stato anche un parere dei genitori, perché non credo che possano averli portati senza che nessuno abbia autorizzato, visto che erano dei minori. Non vedo niente di grave, di mancanza di rispetto su questi ragazzi. Una gita, un po' di divertimento, un po' di novità. Io non so se manderai mia figlia a camminare scalza sui sassi, sono sincera.
tante storie per poco e niente. Dipende anche l'età dei bambini, se è una scuola elementare forse è un pochino precoce la cosa. Sono discorsi che facciamo così senza avere dei dati precisi su come, cosa, perché. Io ero un insegnante, dipende da che lavoro hai fatto, se poi loro... Cioè questa è una cosa forse pericolosa e non adeguata. Io penso che qualunque iniziativa porti ad una maggiore empatia e a un rispetto per le altre persone vada bene. Poi definire i termini, gli ambiti, le modalità, questo è un altro discorso. Ma perché no? Potrebbe essere anche istruttiva, non credo sia un qualcosa di negativo, assolutamente sì. Io posso pensarne solo bene per quanto mi riguarda. Può essere utile anche per calarsi nei panni degli altri, ecco. Può esserci del buono secondo me, poi le modalità magari possono essere un pochino rivedibili. Non ci trovo sinceramente nulla di male, anzi voglio dire, penso che immedesimarsi probabilmente è il modo migliore per comprendere. Troppo piccolo, 8-9 anni, magari spiegarle qualcosa a casa sì, ma a 8-9 anni io trovo che sia troppo piccolo. Non sarebbe neanche una brutta esperienza per far capire specialmente noi gli adulti, anche ai giovani, per fargli rendere conto la difficoltà che hanno quelli che arrivano qua, secondo me. Deve vedere anche chi li accompagna, se stanno attenti a questi bimbi, perché uno dà la fiducia a questi professori, maestri, quelli che sono, e deve vedere cosa succede però poi dopo. Cioè io sono d'accordo, però deve vedere anche i lati negativi e quelli positivi. Bisogna vedere punti di vista. Io mia figlia non la manderei. La presenza fra i soci di CS di Sabrina Morena del PD e Michela Novel di Adesso Trieste ha animato ieri sera il dibattito a Ring. Vediamo. Io vedo che tra i 32 soci dell'ICS c'è Sabrina Morena, che se non è un'omonimia è il vice segretario provinciale del Partito Democratico. Tra i 32 soci dell'ICS c'è, e questo non è un caso di omonimia perché c'è anche la firma, in questo caso rappresenta l'Assemblea, la più alta carica istituzionale di Adesso Trieste. Michela Novel, presidente della quinta circoscrizione, è uno dei 32 soci, ed è presidente di circoscrizione di Adesso Trieste, è uno dei 32 soci di ICS. E quindi? Non capisco. E quindi So, fino a quando non è un reato, poi immagino che... Non è affatto un reato, ecco, bene, non lo bene, è. Io lo ritengo un potenziale conflitto di interesse politico quando il centro-sinistra parla dei rapporti con l'ICS dell'accoglienza. Dirò di più. Dell'ICS state parlando solo voi, cercando di no, raccontare che l'ICS è parte del problema e non parte della soluzione dell'accoglienza. Secondo me è parte del problema. Sì, ma è molto chiaro che secondo me è parte del problema. Guardi, scoprirà che è il gestore dell'accoglienza a Trieste scoprirà che è parte della soluzione. Se non esistesse ICS in città, la situazione sarebbe ben peggiore che a Trieste. Secondo lei se io facessi parte di una cooperativa che comunque appalti per 9 milioni, non sarebbe meglio che lo dicessi quando magari i miei colleghi di partito dicono ampliamo l'accoglienza? Cioè voi governate a tutti i livelli e i 9 milioni di euro all'anno dei quali parlava sono 9 milioni di euro che arrivano dallo Stato, che mi risulta che al momento al governo ci sia il centrodestra. Ma quale l'interesse a fare politica in quel senso, nel senso di aumentare dopodiché a Trieste, meno male che ci sono delle realtà che si occupano di accoglienza, perché se non ci fossero delle realtà che si occupano di accoglienza, la situazione nelle strade sarebbe ben peggiore. Nel momento che sei socio di un consorzio che prende soldi pubblici dall'altra parte, sei lo stesso politico cosa dovresti fare? Cosa dovresti fare? Io non sono tra quelli che attacca un sindaco perché firma una fideiussione, per esempio. Non sono tra quelli che attaccano un sindaco perché firma una fideiussione rispetto a una... dal parlare di Trieste, io non sono tra quelli. dal votare sulla Trieste allo stesso modo mi sembra che non c'entri nulla quello che sta dicendo il consigliere Giacomelli. Io mi aspetto che domani l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini si dimetta perché ha avuto ruoli operativi all'interno di Europromos, che è un'azienda ben più grande, se mi permettete, leggermente più grande di ICS e con leggermente più conflitti di interesse a livello di appalti pubblici gestiti a livello regionale e locale. Arriva la solidarietà a Sabrina Morena e Michela Novel espressa dal Partito Democratico e Adesso Trieste. Sentiamo.
Partito Democratico e adesso Trieste fanno quadrato attorno a Sabrina Morena e Michela Novel, attaccate ieri al ring dal capogruppo regionale di Fratelli d'Italia Claudio Giacomelli perché socie dell'ICS. La segretaria PD Maria Luisa Paglia e il capogruppo in comune Giovanni Barbo esprimono piena solidarietà alla vicesegretaria Morena, fatta oggetto di un attacco politico costruito su insinuazioni prive di fondamento, nel tentativo di alimentare propaganda per distogliere l'attenzione dai problemi reali della città e dalle responsabilità di chi oggi governa. E aggiungono: Sabrina Morena non ricopre alcuna carica direttiva all'interno dell'associazione chiamata in causa e non detiene alcun incarico istituzionale che possa anche solo astrattamente configurare una situazione di incompatibilità o conflitto di interesse. Di contenuto e toni simili la nota in cui adesso Trieste condanna con fermezza ogni tentativo di insinuare dubbi sull'integrità e correttezza dei propri rappresentanti. Ricorda che ICS è un'associazione laica e senza fini di lucro, pertanto l'adesione di Novel rientra pienamente nella libertà personale e associativa e non sussiste alcun presupposto di incompatibilità con il ruolo di presidente della quinta circoscrizione, che non ricopre alcun incarico tecnico o politico coinvolto nell'affidamento di incarichi al Consorzio di Solidarietà. Dal punto di vista politico, anche la Civica aggiunge: l'uso di questi subdoli mezzi non è altro che l'ennesima certificazione del fallimento delle politiche della destra sui temi dell'accoglienza e della sicurezza. Nuova parola all'Italia, la 2 giorni promossa dal Movimento 5 Stelle dedicata ai cittadini per comprendere le esigenze dei territori in vista delle elezioni politiche del 2027. Un percorso di partecipazione dal basso non soltanto degli iscritti del Movimento 5 Stelle ma di tutti i cittadini. Nuova parola all'Italia, il percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle per raccogliere idee, proposte e contributi dal territorio in vista della costruzione delle future linee programmatiche del campo progressista per le prossime elezioni politiche. Appuntamento a Trieste al Generali Convention Center del Porto Vecchio. Nel corso dell'evento i partecipanti si sono confrontati su 21 argomenti differenti legati a temi sociali, economici, ambientali e territoriali. I primi tavoli di lavoro proposti dai partecipanti sono stati: nessuno cresce e invecchia da solo, leggi elettorali costituzionali e democratiche, riforma fiscale della Guardia di Finanza in un paese con 110 miliardi di evasione fiscale, accessibilità urbana e ripensare l'istruzione e la ricerca scientifica. Non c'è il simbolo del movimento in questo evento, abbiamo chiesto che almeno il 50% delle persone che oggi sono a Trieste, ma delle 16.000 persone che tra oggi e domani saranno in tutta Italia a parlare di progetti e di idee per il Paese, ci fosse almeno il 50% appunto di non iscritti al movimento, proprio per sentire meglio quello che la gente vive, che le persone vivono sulle loro spalle, sulla loro pelle quotidianamente, i problemi che ciascuno di noi ha, ed è un percorso di partecipazione fondamentale. Le forze politiche devono ascoltare di più i problemi dei cittadini e delle cittadine e noi lo stiamo facendo. Incendio alle 6.45 di questa mattina a Trieste, in via Puccini, in fiamme un camper all'altezza del civico 86. Sul posto i vigili del fuoco, che prima si sono accertati che non ci fossero persone coinvolte e poi hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme che avevano coinvolto anche le autovetture adiacenti al camper. Spento l'incendio, l'intervento si è concluso con la messa in sicurezza di tutto lo scenario interessato e quindi anche la relativa bonifica. Aumentare gli alloggi a prezzi calmierati in Friuli Venezia Giulia per aiutare le persone in difficoltà ma che non riescono ad accedere alle graduatorie ATER, uno dei principali punti del piano per la casa. Un piano ambizioso ad ampio respiro per rendere disponibili in Friuli Venezia Giulia nel giro di 10 anni ben 10.000 alloggi a canone calmierato, un'operazione che dovrebbe anche contribuire a influenzare al ribasso il mercato degli affitti. È il progetto presentato in quarta commissione consigliare lavori pubblici ed edilizia dall'assessore Cristina Amirante, che ha parlato di programmazione che tiene conto di mappature del patrimonio esistente, proiezioni demografiche e strategie a lungo termine basate sui modelli di sviluppo economico. Ha fondamentalmente 3 binari questa legge, quello di tipo etico-sociale, quello di tipo urbanistico e quello giuridico-amministrativo. Un unicum
che vede come elemento importante il rivendicare il diritto all'abitazione e l'inclusività abitativa. L'obiettivo è favorire la qualità di vita dei residenti e attrarre al contempo nuovi abitanti. Oltre al plauso del centrodestra, il testo ha raccolto anche l'interesse delle opposizioni. Una proposta di legge molto interessante sulla quale bisogna ragionare, i problemi ci sono, no? Queste mancanza appunto di alloggi sovvenzionati, ma penso che ci sia anche la disponibilità per affrontare e trovare dei miglioramenti e dare risposte. Sul disegno di legge sul quale ci mettiamo a lavorare da oggi in avanti con tutte le sessioni di commissione e poi successivamente in aula per continuare a dare una politica abitativa a chi decide di venire a vivere o ha particolari situazioni di disagio sul nostro territorio. Ci sembra che non ci siano grosse novità, la novità è l'assenza appunto di novità secondo noi. L'unica novità di rilievo si può dire che è il ruolo delle ATER che cambia un attimino, che fa direttamente da intermediario rispetto al territorio la Giunta, che non andrà direttamente a gestire appunto le politiche abitative. Le prossime immagini ci portano al congresso provinciale della Lega che si è tenuto nella sala Uni Cusano di via Fabio Severo a Trieste. Pamela Rabaccio è stata eletta nuova segretaria provinciale della Lega con 42 voti contro i 28 dell'altro candidato, il consigliere comunale Ivo Gerbassi. Rabaccio era già vice segretario della Lega, appunto la vice di Paolo Polidori, che ha lasciato il mandato poiché già sindaco di Muggia, e come aveva spiegato egli stesso nelle scorse ore. Poi chiaramente sentiremo anche la nuova segretaria nelle prossime ore per capire anche ovviamente gli obiettivi dopo questa elezione. C'erano presenti tutti i vertici della Lega, anche il presidente della regione Massimiliano Federica, che avete appena visto inquadrato, l'onorevole Anna Maria Cisint, europarlamentare. Le contraddizioni del mondo del lavoro: ai colloqui non si presenta nessuno, eppure c'è chi licenzia, così dal report della CGIA di Mestre per il Friuli Venezia Giulia. Il mercato del lavoro anche in Friuli Venezia Giulia evidenzia dei paradossi di fronte ai quali ci si trova sempre più spesso. Infatti, se da un lato le grandi aziende sono in crisi, tra cui Electrolux, Friulpress, Startec, e minacciano licenziamenti collettivi, dall'altro le piccole e medie imprese non riescono a reperire forza lavoro di personale qualificato. Ma ai colloqui di lavoro organizzati da aziende ed enti si presentano in pochi, addirittura in 4 su 10 nel 2025 non si è presentato nessuno alla selezione, lo rivela la CGIA di Mestre nella sua analisi settimanale. Con sempre meno giovani che si affacciano per la prima volta nel mercato del lavoro, l'assenza di candidati è destinata a diventare un problema molto serio, soprattutto per le piccole imprese del Friuli Venezia Giulia che, rispetto alle medie e alle grandi, hanno una capacità attrattiva inferiore. Le province del Friuli Venezia Giulia che vedono saltare di più le selezioni di lavoro sono quelle caratterizzate da presenza di aziende del legno mobile, dell'agricoltura, dell'edilizia e della metalmeccanica. Udine è la realtà più in difficoltà. Nel 2025 ha visto andare a vuoto il 39,1% dei colloqui, seguono Pordenone con il 36,6%, Gorizia 35,9% e Trieste 35,8%. A fronte di 49.580 assunzioni previste, nel capoluogo del Friuli sono saltate 19.385 selezioni, poiché non si è presentato nessun candidato. A livello nazionale, le realtà territoriali che hanno registrato una situazione più critica di Udine sono state solo Trento e Aosta. Per colmare questo vuoto sarà necessario agire su più fronti, rafforzare l'orientamento scolastico verso le professioni richieste dalle imprese, migliorare le condizioni contrattuali e retributive offerte ai giovani lavoratori e investire in percorsi di formazione tecnica e apprendistato realmente collegati al tessuto produttivo. Senza interventi strutturali, il rischio è quello di un crescente disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, con effetti negativi sulla competitività del sistema produttivo. Ci fermiamo per la pubblicità, ma torniamo fra poco, state con noi.
La Pallacanestro Trieste ha depositato la fideiussione da 250.000 euro, quindi avviato di fatto l'iter per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie A, così la società procede per garantire al club la massima serie. Il Principe d'Egitto, il musical tratto dal film di animazione Disney, inizia da Trieste il proprio percorso nel nostro paese e passa all'esame degli spettatori triestini. Il pubblico triestino promuove più che a pieni voti il Principe d'Egitto. Il musical tratto dal film di animazione DreamWorks inizia a Trieste in questi giorni il proprio percorso nel nostro paese, che ad autunno inoltrato lo porterà a Roma e a Milano. La storia raccontata è quella che quasi tutti conoscono. Chi di noi non è stato tirato su col cartoon lo è stato precedentemente con i 10 comandamenti. Pertanto vi è una certa familiarità con la vicenda biblica di Mosè e Ramses. Nella fattispecie lo spettacolo insiste a più riprese sul rapporto fra i due, cercando ove possibile, già che comunque in un musical siamo, di approfondire quel poco che sia sufficiente affinché il tutto non risulti banale. Il cast offre una buona prova d'insieme, sottolineata dagli applausi. Per noi di casa è un piacere ritrovare la nostra Daniela Pobega, Mosè impersonato da Riccardo Maccaferri, Ramses da Lorenzo Tognocchi. L'apporto degli effetti speciali di Marco Carta è efficace ma meno invasivo di quanto si fosse portati a pensare. L'apparato scenico è importante ed imponente ed è facile immaginare che dietro le quinte si svolga un lavoro impressionante. C'è una sola perplessità: la fedeltà iconografica al disegno animato, sottolineata dal regista Federico Bellone in sede di presentazione alla stampa, che per forza lesina sullo sfarzo, quello sfarzo cui è abituato chi identifica Mosè con Charlton Heston, Ramses con Yul Brynner e non dimentica il film di Cécile B. DeMille. In ogni caso, di fronte al successo dello spettacolo, il rilievo è solo ed esclusivamente generazionale e perfino non generalizzato, se non addirittura pedante. Si è tenuta a Gorizia la giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini nel 50° anniversario del terremoto del Friuli. Gorizia è invasa dalle penne nere per la giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini, promossa nel 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Le 8 sezioni ANA del Friuli Venezia Giulia hanno fortemente voluto che quest'anno si tenesse a Gorizia questa ricorrenza, perché il 20 maggio 1976, a seguito del terremoto che devastò il Friuli il 6 maggio, ci fu la prima riunione organizzativa con il presidente nazionale ANA Franco Bertagnolli, che costituì il progetto 11 cantieri di lavoro. La giornata ha reso omaggio ai tanti alpini e volontari provenienti da tutta Italia che dopo il sisma si misero a disposizione per aiutare i fratelli friulani attraverso gli 11 cantieri di lavoro istituiti dall'ANA nei paesi colpiti. Cantieri che hanno visto la presenza di tantissimi alpini del nord e del centro Italia. È stato un momento di grande collaborazione, di solidarietà nei confronti dei fratelli friulani. Oggi abbiamo avuto il piacere come sezione di Gorizia di organizzare questa iniziativa, anche perché con le altre sezioni abbiamo deciso ogni anno di farla a rotazione. In più nel mese di giugno a Gemona del Friuli ci sarà un grande raduno triveneto degli alpini, dove parteciperanno non solo gli alpini del Triveneto ma anche gli alpini che hanno fatto parte degli 11 cantieri di lavoro. Questa sera alle 20 alla piscina Bruno Bianchi di Trieste la semifinale di ritorno di Eurocup della pallanuoto Trieste femminile contro il Barceloneta. Vediamo. The time is now. Oggi, sabato 16 maggio, la semifinale di ritorno della Eurocup femminile, in cui la pallanuoto Trieste si gioca tutto con il Barceloneta. Si gioca la Bruno Bianchi alle ore 20, si parte dal 12 pari maturato nella gara d'andata e la sfida più attesa della stagione per la squadra sponsorizzata dalla Summer & Co Shipping, che cerca per la terza volta consecutiva la qualificazione alla finalissima di Coppa. Compito ovviamente complicato, quello che attende le orchette, che però potranno contare sul vantaggio del fattore campo e sul sostegno del pubblico di casa. Sicuramente sarà una bellissima partita, sono queste le partite belle da giocare, da giocatrice e anche da capitana. È bellissimo essere qua in casa, è bellissimo essere davanti al nostro pubblico e sarà uno sprone in più per noi per vincere questa partita. I dettagli conteranno centimetri ed episodi, sicuramente loro sono una squadra molto forte, molto preparata, hanno giocatrici forti e anche olimpioniche, quindi per noi sarà importante
diciamo, cercare di stopparle nei loro punti di forza e cercare anche un po' di pizzicarle nei loro punti di debolezza. Il Barceloneta di Jesus Martín ha chiuso al quinto posto la División de Honor, mancando solo per un punto l'accesso alle semifinali scudetto. La giocatrice più rappresentativa è indubbiamente Paula Leighton, centroboa della nazionale spagnola, oro olimpico a Parigi 2024, autrice di una doppietta nel confronto dello scorso 11 aprile al San Sebastián. Attenzione anche alla tiratrice Clara Diaz, 4 reti all'andata, e alla serba Nada Mandic. La Pallanuoto Trieste o il Barceloneta passeranno il turno in caso di vittoria con qualsiasi punteggio, altrimenti si andrà ai tiri di rigore. È tutto da questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.